Lo Stato Maggiore di Forza Italia è riunita ieri sera con una manifestazione in favore del candidato a sindaco Marco Zambuto e dei componenti delle liste che aspirano ad uno scranno a Palazzo dei Giganti. Il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè, l'assessore di Bandiera, Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio, l'assessore enti locali Bernadette Grasso, il vicepresidente nonché assessore al bilancio Gaetano Armao. Un incontro all'insegna dell'unità del partito e del sostegno espresso dai presenti anche alla leadership di Gianfranco Miccichè come coordinatore regionale di Forza Italia, un evento organizzato dal deputato regionale azzurro di Agrigento, onorevole Riccardo Gallo. C'è tutta Forza Italia, c'è praticamente tutto il governo regionale di Forza Italia, ne manca uno ma giustificato perché sta inaugurando una strada non so dove, per cui mi ha pregato di dire che è come se fosse presente, per cui siamo tutti qui, ma ripeto, la nostra presenza qui vuole soltanto dire che ci siamo tutti, che siamo pronti ad aiutare Agrigento, non ad aiutare Marco Zambuto soltanto, ma ad aiutare Agrigento, perché siamo in un momento, come ho detto prima, che se non ci aiutiamo tutti, se non aiutiamo le città moriamo. 11 punti percentuali di PIL persi per colpa di questo maledetto virus. Non è detto che sia così facile recuperarli se non ci mettiamo tutti d'impegno, specialmente le amministrazioni, a smettere di rompere le scatole a tutti e a trovare le soluzioni per dire sì, invece che cercare sempre il perno nell'uovo per dire no. Se non si capisce questo moriamo. Qui c'è tutto il governo regionale, come dire, di Forza Italia, quello di competenza di Forza Italia, che dice questo, che dice agrigentini credete in questo, credete nel fatto che noi faremo di tutto per salvare la Sicilia e questa città per prima. Io quello che posso dire è che Marco è già capace di suo di fare queste cose e se casomai fosse bisogno noi lo aiuteremo tutti, perché è necessario in questo momento avere l'aiuto di tutti per salvarci. Un sostegno importante di un partito presente in città, di una lista rappresentativa di tutta la città. È quello che abbiamo voluto fare, un grande progetto che riuscisse a abbracciare i bisogni della gente, i quartieri, i bisogni reali. Noi abbiamo avuto in questi anni una città che non è stata ascoltata, una città nella quale c'è stato davanti il comune un muro che ha impedito ai cittadini di poter parlare. Bene, oggi noi siamo qui, cittadini, siamo tutti coloro i quali vogliamo ridare a questa città una speranza e soprattutto ridare agli agrigentini e Agrigento. Sì, assolutamente sì, una Forza Italia presente con una bella lista, giovani, meno giovani, uomini, donne e un ottimo candidato sindaco che fra l'altro ho il piacere di conoscere da tanti anni, con il quale in più volte abbiamo avuto occasione di confrontarci e con il quale abbiamo condiviso quello che non può che essere il modello di sviluppo al quale come governo regionale stiamo lavorando, che dobbiamo dare alla Sicilia e che certamente passa anche per Agrigento con un'amministrazione dinamica che ha visione, attenta e capace. Questo territorio non può non vivere di agricoltura, di agroalimentare, delle risorse ittiche, c'è l'esigenza di fare rete fra enti locali e governo regionale, stiamo andando avanti sulla spesa comunitaria, questo territorio dal basso si è saputo proporre con i distretti del cibo, ma c'è appunto bisogno di un amministratore e di un'amministrazione, di un sindaco che abbia la giusta visione, che sappia cogliere le opportunità che derivano dall'Europa e che attraverso noi arrivano ai territori, le sappia prendere in mano e le sappia concretizzare per il territorio per farne occasione di sviluppo economico, occupazionale e per generare sana economia. Una iniziativa di Forza Italia, di un partito che ha dimostrato non solo di tenere ma anche di costituire il volto più europeista, più democratico di un centrodestra che alcune volte ha esagerato nella proposta sovranista e populista. Noi non siamo né sovranisti né populisti, siamo europeisti, guardiamo alla cultura cattolico-liberale e a quella che può dare un futuro ai nostri figli, con una vocazione democratica e profondamente aperta al mercato, aperta allo sviluppo e alla crescita. La candidatura di Marco è molto importante perché si misura con una elezione che interverrà dopo le elezioni regionali. Io devo ringraziare la presenza degli assessori, che Bernadette Grasso la ringrazio, e di Bandiera, al professor Armao. E poi un ringraziamento speciale per il presidente Savona e il grande vero amico che io adoro e da sempre, Gianfranco Miccichè. Noi siamo la squadra, caro Gianfranco, di ieri, di oggi e di domani, siamo tutti accanto a te e grazie a te c'è Marco Zambuto, perché tu hai sostenuto e hai avuto fiducia su Marco Zambuto rischiando
sentendo noi e dicendo mi fido di voi, ora noi dobbiamo dimostrarti chi siamo, dobbiamo dimostrare a tutti i nostri amici e compagni di partito di dimostrare una realtà che siamo veri, che siamo sinceri, ma tu vuoi giustamente il risultato e noi te lo daremo ovviamente.